Si parte dopo un'attività di restyling di parti non strutturali del teatro. Questa sera l'apertura di Costa Bianca 2024 con un teatro sicuro, riconsegnato, che garantisce non solo gli addetti ai lavori ma anche gli utenti. Io sono molto soddisfatta perché questi obiettivi arrivano grazie a una intensa attività che ci ha visti impegnati ogni giorno e da diversi mesi. Si apre appunto con Nenè Shortino, è un compleanno, lui diceva poc'anzi, infatti è il trentennale di questo teatro. La domanda che è stata posta al primo cittadino è stata quella: ma cosa immagini tu per il futuro? Bene, io per il futuro immagino in un territorio che ha visto già in pochi anni una crescita in termini socioculturali ed economici, dopo un periodo di pandemia. Cosa mi auguro? Mi auguro, ho detto, che tra 30 anni di vedere un cantastorie, quindi l'identità, e un giovane direttore artistico, quindi un ragazzo che scommette sul futuro. A noi cosa rimane? La responsabilità di gettare le basi per una crescita reale vera, che è una crescita che passi attraverso la bellezza, lo diciamo sempre, ma che soprattutto parta da una squadra. Io colgo l'occasione per ricordare che questa stagione è una stagione all'insegna appunto del lavoro di squadra, dove tutti i consiglieri, gli assessori e il presidente e il vicepresidente sono stati chiamati a lavorare per il bene di un territorio, dove il turismo è visto con gli occhi di tante persone, con delle diverse sensibilità e soprattutto prendendo atto delle potenzialità di questo territorio. È un cavaliere di chi l'ha garantita. È un cavaliere di chi l'ha garantita. Per ta filava biglione e pinnotti, per raccontare qual era so sorti. Essa aspettava caluso disegno, sopra la fila arrivasse al regno. Puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i tuoi 4 assi, ma da bene di un colore solo. Mi puoi nascondere o giocare come vuoi, o farle rimanere